La Scala dei Turchi per la quasi totalità è proprietà privata. È stata adesso formalmente dissequestrata e restituita a Ferdinando Sciabarrà, 73 anni, che ha sempre sostenuto di essere il proprietario della scogliera di Marna Bianca di Realmonte. Era stata sequestrata il 27 febbraio dello scorso anno. Adesso si è conclusa l'inchiesta penale ed una perizia disposta dal GIP ha accertato la proprietà privata di quasi tutta l'area. In precedenza, il GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, aveva condannato al pagamento di una multa di 13.600 euro Ferdinando Sciabarrà per occupazione di suolo demaniale, violazioni in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali. Sciabarrà, difeso dall'avvocato Giuseppe Scozzeri, era accusato di aver arbitrariamente occupato una porzione del demanio marittimo e di averne impedito l'uso pubblico. A richiedere l'emissione del provvedimento era stato il procuratore Luigi Patronaggio, tesi che per larghissima parte è stata adesso smentita da una superperizia. La Scala dei Turchi torna dunque a Sciabarrà.